Questo è un servizio offerto dal maestro Cleo. Oroscopo del mese, gennaio 2022. Ecco tutte le previsioni dell'oroscopo secondo le stelle. È arrivato finalmente l'anno nuovo e con esso anche un incredibile nuovo mese di gennaio 2022. In questo nuovo mese ci saranno tanti buoni propositi e inizi, ma bisognerà sempre considerare che cosa dicono le stelle per ogni segno zodiacale. Ci sarà infatti chi avrà delle fantastiche notizie sia in amore che sul posto di lavoro. E chi invece dovrà fare molta più attenzione sia al piano sentimentale che a quello professionale. Per capire meglio come andrà il primo mese dell'anno nuovo bisognerà però analizzare meglio che cosa dice l'oroscopo. Per fare questo partiremo dal segno di fuoco. Per loro questo potrebbe essere un vero e proprio momento di stallo, specialmente dal punto di vista amoroso. Gennaio 2022 per i segni di acqua, sarà un mese abbastanza interessante in cui le cose andranno piuttosto bene, ma bisognerà tenere gli occhi aperti a determinate cose. Questo mese per i segni di aria sarà importante ma non facile, molto bisognerà farlo da soli. Per i segni di terra, infine, il nuovo anno inizierà con un mese abbastanza ricco di nuove notizie buone ed interessanti. Come al solito, molto varia a seconda del tipo di segno. Ma le cose cambiano ancora di più se analizziamo ogni singolo segno zodiacale. A questo punto andiamo a vedere che cosa dicono le stelle per tutti i segni per questo primo mese del nuovo anno, per capirne di più. Ecco tutte le previsioni dell'oroscopo del mese di gennaio 2022, segno per segno. Ariete. Amore, potrebbero esserci delle incomprensioni di coppia in questo mese di gennaio. Trovare un punto di incontro con il partner non sarà semplice ma nemmeno impossibile. Queste settimane potrebbero essere un po' piatte, di stallo in fatto di amore e sentimenti. Non saranno giorni facili probabilmente e purtroppo per i singoli nuovi incontri potrebbero tardare un po' ad arrivare. Lavoro, in questo nuovo mese è molto probabilmente che sentiate la necessità di staccare e allontanarsi dagli impegni. Ci potrebbero essere di momenti no per quanto riguarda il lato economico ed in particolare delle entrate economiche. Toro. Amore, in questo mese di gennaio 2022 non ci saranno grossi problemi in ambito sentimentale, anzi. Secondo le stelle tutto dovrebbe andare per il verso giusto e questo sarà molto importante soprattutto per le coppie. Anima serena e situazione tranquilla per chi ha il cuore libero da impegni amorosi. Potrebbero avvenire dei nuovi incontri, qualcosa che farà battere il cuore abbastanza forte. Lavoro, e buone nuove dovrebbero arrivare pure in ufficio, sul posto di lavoro. Sarà veramente fondamentale impegnarsi il più possibile e dimostrare quello di cui si è davvero capaci. Questo aiuterà anche nel rapporto con i colleghi. Gemelli. Amore, bene per chi si ama davvero ma attenzione ad alcune verità che potrebbero venire fuori. Questo potrebbe portare dei problemi con il partner o comunque con una persona molto vicina. I single invece potrebbero voler rimanere soli, senza una dolce metà accanto. Questo sarà il loro modo personale di affrontare l'inizio dell'anno nuovo e questo mese più in generale. Lavoro, vi impegnerete tantissimo ma purtroppo non riuscirete ad arrivare dove volete, almeno non adesso. È possibile infatti che nonostante la dedizione sarà difficile raggiungere quei risultati che vi eravate prefissati. Cancro. Amore, ultimamente potreste aver avuto dei problemi personali che hanno poi influenzato tutti i vostri rapporti. Questo sarà il mese giusto per recuperare o almeno provarci se ci tenete davvero. Molto probabilmente andrete in cerca di risposte e di una maggiore chiarezza ma dovrete focalizzarvi sulla relazione. Lo stesso potrebbe accadere anche per chi è single. Lavoro, il miglioramento sul lavoro di questo gennaio vi farà veramente molto bene. Potrebbero arrivare delle nuove occasioni da dover valutare. Ragionare prima di agire o addirittura accettare sarà un passo decisamente fondamentale. Leone. Amore, questo mese potrebbe essere fortunato soprattutto per chi è libero, per chi è single o magari si è lasciato da poco tempo. Potrebbero arrivare nuove occasioni sul lato sentimentale, delle belle novità amorose. Per chi invece un partner già lo ha non si escludono delle sorprese inaspettate, magari un passo molto importante per il rapporto. Lavoro,
Avrete un po' di dubbi per la testa, invece dovrete essere maggiormente determinati, soprattutto se volete dei cambiamenti. Le novità non mancheranno, ma di certo non potranno venire da sole. Vergine. Amore, sarà un mese decisamente piatto per la coppia e questo aspetto non farà bene al rapporto. Finirete con il pensare che c'è qualcosa che non funziona con la vostra dolce metà e nella maggior parte dei casi non sarà così. Pure i single saranno un po' presi dai dubbi e dai pensieri, ma forse dovrebbero iniziare a ragionare diversamente per capire il motivo del fatto che si trovino ancora da soli. Lavoro, fantastiche notizie soprattutto per chi lavora in team, perché la collaborazione sarà un passo veramente molto positivo. Vi sentirete bene sul posto di lavoro e pure a livello economico arriveranno delle belle soddisfazioni. Bilancia. Amore, in questo primo mese del nuovo non vi sentirete affatto al top e questo non aiuterà le relazioni. Il mood sarà basso e probabilmente vorreste un miglioramento per riuscire poi a godervi il vostro rapporto d'amore oppure una nuova conoscenza. I single comunque avranno un terreno decisamente più tranquillo rispetto a chi è già impegnato. La parola d'ordine potrebbe essere libertà. Lavoro, tutto bene in ufficio con i vostri compiti ed impegni lavorativi. Potrebbe addirittura esserci un maggiore tempo libero, utile soprattutto per chi ha intenzione di coltivare le proprie passioni. Scorpione. Amore, il mood del mese sarà decisamente positivo ed ottimista e questo vi aiuterà su tutti i fronti, specialmente in amore. Questo potrebbe sostenere i rapporti e per le coppie più unite vuol dire pure che potrebbero arrivare delle novità importanti. Buone nuove previste anche per i cuori solitari che potrebbero trovare il coraggio di fare un passo in avanti. Lavoro, periodo molto ma molto interessante per la professione. Chi ha un impiego potrebbe iniziare a guadagnare di più, ma a trovare il modo di farlo non sarà semplice. Voi comunque ci riuscirete senza problemi impossibili da risolvere. Sagittario. Amore, in queste prime settimane del nuovo anno 2022 sarà bene godersi ogni piccola cosa. Questo discorso deve valere soprattutto per chi è solo e non ha un partner. Magari potrete vivervi l'affetto di un familiare o di un amico. Più in avanti le cose cambieranno sicuramente e poi arriverà un periodo un po' più fortunato per quanto riguarda le questioni sentimentali. Lavoro, benissimo per il lavoro, tutto va veramente bene. I progetti seguono come vorreste, i compiti non vi comportano complicati disagi e tutto segue un filo conduttore. Impegnatevi perché presto potrebbero esserci dei miglioramenti, delle belle notizie che stavate attendendo. Capricorno. Amore, per voi in questo debutto del nuovo anno non ci saranno problemi sentimentali. Con i rapporti le cose procedono alla grande e difficilmente potrete lamentarvi per ciò che riguarda la relazione con il vostro partner o una nuova conoscenza se non siete ancora impegnati. Persino chi ha avuto disagi di coppia potrebbe riuscire a trovare un nuovo equilibrio e vivere tranquillamente i propri sentimenti. Lavoro, vi state impegnando passo dopo passo. E quei risultati a cui tanto ambite arriveranno proprio allo stesso modo, passo dopo passo. Ovviamente ci vorrà una certa pazienza, soprattutto in alcuni casi specifici. Acquario. Amore, occhio a questo primo mese del nuovo anno che potrebbe portare insicurezze di vario genere, anche in amore. Forse dovrete prendervi dei momenti per voi per pensare e riflettere anche sul conto di chi vi sta accanto e del rapporto che avete. In questo modo potrete acquisire consapevolezze nuove e capire quello che ancora non era troppo chiaro. Varrà la stessa cosa pure per i single. Lavoro, attenzione a gennaio perché porterà spesso e volentieri un umore basso e dello stress. Questo aspetto complicherà veramente tanto le situazioni professionali. In ufficio vi sentirete stanchi e senza le giuste energie per impegnarvi. Pesci. Amore, in questo mese potrebbero succedere tante cose e alcuni rapporti sono destinati a cambiare. Non è detto che si tratti di una storia d'amore, ma potrebbero esserci contrasti e disaccordi a rovinare l'equilibrio che avevate trovato. Trovare un punto d'incontro non sarà facile, ma quel rapporto potrà andare avanti solo così, se lo volete davvero. Lavoro, buone nuove in arrivo. State pensando a progetti e novità e tutto sembrerà andare per il verso giusto.
Potrebbero esserci soddisfazioni di tipo